Ga. L'abitato di Malcontenta spezzato a metà dai lavori sul ponte che verrà chiuso domani. A Mira, famiglie divise e negozianti in rivolta, ritardi inaccettabili dicono nei cantieri. Auchan ricorre al TAR contro Lando che vorrebbe aprire l'ennesimo centro commerciale in zona Castellana e dall'Ascom Confcommercio festeggiano, è un modello al tramonto. Residente di San Marco impazzisce al rifiuto del netturbino di portar via un rifiuto ingombrante, l'operatore di Veritas minacciato con un coltello, interviene la polizia. Predoni scatenati tra Martellago e Peseggia, tra le abitazioni colpite anche quella dell'ex sindaco di Scorzè, Claudio Codato, che invita i concittadini alla calma. Quella delle foibe degli esuli istriani è una ferita ancora aperta a Marghera dove una folla commossa ha partecipato oggi alle celebrazioni del giorno del ricordo. Riapre dopo 10 anni il Teatro della Bissuola, una miriade di iniziative nuove approda nel parco per restituire ai cittadini gli spazi sottratti dagli spacciatori. Alla tradizionale sfilata margherina dei carri di carnevale ne spunta uno dedicato all'autonomia del Veneto, amare e ironia invece sul crack delle banche popolari. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali si apre con una guerra pronta a scoppiare domani, quando un ponte verrà chiuso per lavori. Siamo a Malcontenta di Mira, un intero abitato spezzato in due da questo cantiere con famiglie divise e negozianti in rivolta. Sentiamo. Un commercio da lacrime e sangue con questo ponte chiuso. Più sangue che lacrime, guarda. È stata una cosa abbastanza pesante per noi commercianti perché prima da un flusso di macchine costante a trovarci proprio alla desolazione totale, come potete vedere. L'abitato di Malcontenta spezzato a metà dai lavori di messa in sicurezza del ponte mobile sul Naviglio, famiglie divise e negozianti in rivolta, ritardi inaccettabili per inadempienze nei cantieri, dicono. Prima era un po' carente il personale, adesso vedo che sono più presenti. È stato tagliato il paese a metà. È la gente che deve andare di là, all'autobus, a scuola, è tutto molto, molto brutta questa cosa. E domani domenica il ponte sarà definitivamente chiuso per fare altri lavori ma dalla parte pedonale. Di fatto i due paesi Mira e Malcontenta saranno completamente isolati nel passaggio attraverso questo ponte. Abbiamo chiesto, ci dicono che è scritta ancora un altro mese e non si sa. Abbiamo il problema che il lavoro non c'è. Una ventina di negozi ridotti quasi sul lastrico, così alcuni dei commercianti portavoce del disagio. Com'è la situazione qua? Molto drammatica perché abbiamo perso il 60% di incassi, non va bene insomma. Ma dal comune che rassicurazione avevate avuto? E dal comune ci hanno detto che entro fine mese finivano, però se vanno avanti così veramente siamo messi male. Una comunità tagliata letteralmente a metà. Non sappiamo il passaggio con le macchine. Per recarsi dall'altra parte del ponte, gli studenti con lo scuolabus costretti a utilizzare la Romea, compresi i residenti e lavoratori, obbligati a stare in coda in macchina con lunghe ed estenuanti attese, con buona pace per l'ambiente. Abbiamo un calo di lavoro impressionante. Io ho parlato anche ieri sia con l'ingegnere che si occupa dei lavori sia con l'assessore Barberini e loro erano fiduciosi nel fatto che appunto i lavori finiscono entro il 28 di febbraio. Se dovessero slittare, io lo dico pubblicamente, inizierà la guerra. Una guerra è un'altra, una guerra che arriva a proda al Tribunale amministrativo regionale, quella di Auchan che ricorre al TAR contro Lando che vorrebbe aprire un nuovo centro commerciale in zona Castellana e intanto Confcommercio festeggia in qualche modo e dice questo ormai è un modello al tramonto. Strenui difensori del libero mercato quando venivano attaccati dalle associazioni di categoria, i colossi della grande distribuzione ora chiedono a loro volta di essere tutelati dalla concorrenza. Auchan ha presentato ricorso al TAR contro la costruzione del nuovo iperlando a pochi passi dalla rotonda della Castellana, in una delle zone d'Europa con la maggior densità di centri commerciali.
Sogghignano i rappresentanti dei piccoli negozi, per cui la vicenda giudiziaria è sintomo del tramonto di un modello economico che qualcuno si illudeva potesse crescere all'infinito. Il bisogno di nuovi negozi del settore food e non food in quell'area è assolutamente solamente un sogno, a meno che non abbiamo una nuova stazione di alieni che viene a fare le spese, le compere a Mestre. Nella sfida del mercato noi stiamo da sempre dicendo che servono delle regole, così se arriveranno magari con forte ritardo si inizierà a capire che quella zona lì è satura. Negli ultimi tempi, sostiene dati alla mano il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, stiamo assistendo a un cambiamento radicale di usi e costumi per quanto riguarda gli acquisti e il modo di spendere i soldi degli italiani. Chi ieri pensava che non ci sarebbe mai stata una flessione oggi è costretto a fare i conti con la realtà. Tutti gli indicatori, tutte le analisi, tutte le cose che vanno non solo con il buon senso, ma anche con l'affetto economico, oggi come oggi non c'è bisogno di nulla, quindi non bisognerebbe più parlare di nuove aperture, ma cercare di evitare che ci siano periferie vuote e supermercati chiusi. La cronaca adesso ci porta in centro storico a Venezia con la davvero incredibile reazione di un residente della zona di San Marco che ieri mattina ha minacciato con un coltello un netturbino della Veritas perché si era rifiutato di raccogliere materiale ingombrante. L'allarme alle 10 di ieri mattina alla sala della questura, l'operatore ecologico era stato ingiuriato e minacciato con una lama da un residente della zona perché appunto si era rifiutato di ritirare materiali di notevoli dimensioni. Come da disposizione dell'azienda per la quale lavora non poteva raccogliere oggetti considerati rifiuti speciali perché di dimensioni elevate, ma a nulla sono valse le giustificazioni. Infatti l'uomo ha appunto minacciato l'operaio. Solo il buon senso della vittima di queste minacce nella secondarla ha fatto sì che non vi fossero conseguenze peggiori e il residente è stato denunciato per minaccia aggravata. Adesso invece tra Martellago e Peseggia con una razzia in diverse abitazioni, tra le quali anche quella dell'ex sindaco, nonché l'attuale assessore di Scorzè. Hanno attraversato, sono arrivati qui, sono entrati dal portone, questo qui, hanno con l'azoto, penso da quello che mi dicono i carabinieri, ghiacciato il blocco della porta, l'hanno rotto e poi sono tranquillamente entrati. Derubato e addormentato dai ladri di notte mentre credevo di dormire solo in casa, racconta l'ex sindaco di Scorzè, ora assessore comunale Claudio Codato, incredulo delle condizioni fisiche in cui si è ritrovato al momento del risveglio. Mi ero appena svegliato e mi accorgo, ho tutto un occhio rosso, mi bruciava, era un po' gonfio e sentivo la testa un po' così, perciò sospetto, penso che mi abbiano spruzzato qualcosa perché proprio non ho sentito nulla. Il furto in casa a Peseggia, nella ex via Imperiale, ora vicolo San Paolo. E ho visto sulle scale in legno i piedoni di chi è venuto su, si è levato scarpe e calzini anche sicuramente perché di sopra fango non ce n'era, era tutto giù e forse per non fare rumore. Esiguo il bottine pari a poche centinaia di euro, per lui il terzo furto in casa in pochi anni, ma i ladri nella stessa notte tra mercoledì e giovedì scorso hanno preso di mira anche altre 2 abitazioni, con i raid fortunatamente non andati a segno e i ladri costretti a fuggire. E qui 2 case più in là fortunatamente hanno smontato i balconi e però è partito l'allarme o si è svegliata la signora, non ho capito bene, ma li ha fatti scappare. E a 1 chilometro di distanza su un'altra villa che abbiamo qui in paese lo stesso deve essere scattato l'allarme e fortunatamente sono andati via. È andata peggio la notte seguente a Olmo di Martellago, i proprietari di 4 auto parcheggiate vicino al centro, scarso il bottino ma ingenti danni alle vetture. Come difenderci da questi banditi? Si domanda anche l'ex primo cittadino che però al di là dei mezzi più efficaci e legali da usare suggerisce il buonsenso. Dobbiamo vivere, ripeto, normalmente la nostra vita e senza vivere nel terrore che vengano in casa perché allora non è più vivere, perciò sarebbe un doppio danno. Prima la truffa e poi lo scippo, una banda sgominata dai carabinieri agiva tra Padova e Venezia. L'ultimo scippo questo venerdì all'ora di pranzo, in 2 si sono avvicinati a un pensionato di 80 anni a passeggio con la moglie in via Puglie a Camin. Gli hanno offerto in regalo una cassetta di mandarini in cambio di una libera somma di denaro. Appena l'anziano ha aperto il portafoglio, uno dei 2 malviventi gli ha preso da dentro il taccuino una banconota da 500 euro ed è scappato con il complice su un doblò bianco.
Ma i carabinieri erano appostati in zona perché almeno da dicembre tenevano d'occhio il duo di ladri e dopo un inseguimento a tutta velocità in autostrada fino al casello di Martellago nel Veneziano ha fermato Mario Pintore, 34 anni, e Domenico Corcione, 39, entrambi di Afragola nel napoletano. Ai due contestano anche uno scippo eseguito nella stessa maniera a Mestre, sempre a un ottantenne. È un modo bieco, disonesto di avvicinare appunto questi anziani sulla pubblica via e offrire, ecco, questa frutta come gesto anche di cortesia e il risultato è in realtà un modo di approccio alle vittime, quindi una fascia più debole, per appunto frodarli e portare via loro quelli che possono essere risparmi mensili. I carabinieri sono convinti che i due arrestati ieri avessero due complici, conterranei e probabili autori di un altro furto con strappo o scippo avvenuto a dicembre ad Arzer Grande in via Bassa ai danni di un 81enne che era stato avvicinato anch'egli da due uomini con accento napoletano ed derubato di 200 euro mentre cercava nel portafoglio del denaro per sdebitarsi dall'offerta di una cassetta di frutta. I carabinieri fanno appello ad altri anziani raggirati dalla banda di napoletani perché facciano denuncia. Un ultimo fastidioso particolare: la frutta proposta disinteressatamente dai malviventi in omaggio agli ottantenni era ovviamente immangiabile, marcia. Ora le drammatiche immagini dello scontro frontale avvenuto poco dopo l'una di questa notte in via Adriatico. Siamo a Jesolo Paese, coinvolti una Fiat Punto e una Suzuki Swift, quest'ultima finita in un fossato al margine della strada. Dopo l'impatto, 3 le persone ferite nello scontro, immediati soccorsi del 118, poi l'intervento anche dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Fortunatamente i feriti non sono in pericolo di vita. Adesso parliamo invece di vaccini. Sappiamo che anche nel Veneziano c'è un fronte aperto di sindaci che chiedono a gran voce, spinti dalle richieste dei genitori, una proroga al limite del 10 marzo, la deadline di fatto non solo per, parliamo ovviamente dei bambini che non sono ancora stati vaccinati, non solo per la multa da pagare, ma anche per i bambini, diciamo, in età da scuola materna che in teoria dopo quella data non possono più frequentare la scuola materna. Ebbene, una doccia fredda è arrivata oggi da Trieste, dove era in visita il ministro Lorenzin per presentare la lista civica popolare, e ha detto infatti nessuna proroga per la vaccinazione dei bimbi ascritti a scuola. Entro il 10 marzo, ha confermato il ministro, bisognerà procedere con le vaccinazioni degli iscritti alla scuola dell'obbligo, intanto in questa fase come previsto dalla legge, e quindi chi non lo farà dovrà pagare la multa. Diverso ancora il caso di chi dei bambini da 0 a 6 anni che non sono ancora vaccinati, per i quali non solo scatta la multa, ma resta la pena della inammissibilità a scuola in caso in cui non siano vaccinati. Quindi resta il 10 marzo la deadline, nessuna proroga, dice il ministro. Ovviamente un caso, una questione destinata ancora a far discutere in queste settimane e in questo mese che porta al 10 marzo. A proposito della politica, intanto, oggi la presentazione di un'altra compagine che correrà alle politiche del 4 marzo, ovvero i candidati veneziani del Popolo della Famiglia. Conosciamoli. Uno dei punti chiave del Popolo della Famiglia è il reddito di maternità. Si pensa di dare 1.000 euro al mese alle mamme che scelgono di lasciare il lavoro almeno temporaneamente e dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia. Così i candidati veneziani del Popolo della Famiglia propongono di risolvere quello che per loro è il principale problema italiano, la crisi demografica. Non ci fidiamo più dei partiti, spiegano, perché sui temi etici si sono comportati tutti allo stesso modo. La vecchia politica da destra a sinistra ha approvato solo leggi mortifere e contro il buonsenso. Mi riferisco in particolar modo alle DAT, alle unioni civili, oltre che al divorzio lampo. Come educatrice lavoro con disabili, con bambini, con anziani, e la legislatura appena passata sopprime completamente il valore, la dignità di queste persone con cui io lavoro tutti i giorni. Non è più tra destra e sinistra, ma sui valori che sono il bene e il male, il valore della cultura della vita e della morte, il falso e il vero. La formazione di ispirazione cattolico-tradizionalista non rinuncia a dire la sua anche sui temi al centro dell'agenda politica degli altri partiti, dalla sicurezza all'Unione Europea. È assurdo che i poliziotti magari arrestino una persona che ha commesso un crimine e il giorno dopo la magistratura la rimette in libertà. Va rifondata l'Europa come associazione di popoli
di stati liberi, sovrani e indipendenti, riportando interamente la sovranità alle varie nazioni, che significa anche autonomia economica e finanziaria e monetaria. L'emozione per la cerimonia del giorno del ricordo, ma anche la festa per i carri di Carnevale a Marghera. Tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia. Allora, l'emozione della cerimonia a Marghera del giorno del ricordo. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza, dicevi non aver paura. Attraverso le canzoni una storia che viene tramandata di generazione in generazione, perché chi non ha vissuto quelle tragiche giornate possa essere comunque in grado di ricordarle. Per questo, più ancora di quella delle numerose autorità, è importante la presenza dei bambini all'annuale cerimonia di deposizione della corona d'alloro sul cipo che ricorda la tragedia delle foibe nella piazza di Marghera dedicata ai martiri istriani, giuliani e dalmati. Ricorre quest'anno il quindicennale dell'intitolazione della piazza, che risale al 2003, un anno prima della legge nazionale che tardivamente istituiva il giorno del ricordo il 10 febbraio di ogni anno. Quella memoria a lungo soppressa in altre parti del paese non è mai venuta meno a Venezia, città storicamente e linguisticamente legata all'Istria, per secoli parte importante del territorio della Serenissima e per questo scelta come nuova casa da migliaia di esuli. Venezia è una sorta di capitale storica e culturale di quei territori, quindi ci sono tanti legami tra Venezia, tra una sponda e l'altra dell'Adriatico in fondo, perché Venezia è sempre stata madre di quei territori e quindi tanti esuli hanno ritenuto opportuno tornare alle loro radici storiche anche proprio dal punto di vista dialettale e linguistico. Molti di loro sono ancora qui ed erano presenti alla cerimonia per affidare alle generazioni future i loro ricordi. Ascoltememi, lovare ciacco e ghevole sì, i nostri fiori, zane capì, pasta e fagioli, ma sempre sì. Ed ora una buona notizia per la Bissuola, perché riapre dopo 10 anni il teatro della Bissuola. Torna a vivere il centro civico del Parco della Bissuola. L'amministrazione comunale ha risposto alle richieste dei cittadini che da tempo invocavano a gran voce la riapertura dello storico teatro, chiuso ormai da oltre un decennio, stanziando 600.000 euro per i lavori di restauro e messa a norma che porteranno alla certificazione di prevenzione incendi, all'aggiunta delle poltrone per il pubblico oggi mancanti e all'inserimento di una scenografia adeguata alle future attività. È un segnale importante che vogliamo dare a quel territorio, ma non saranno solamente opere edilizie, ma sarà pieno anche di attività di altra natura, anche una natura sociale, ricreativa, giovanile, con la biblioteca che sarà dedicata agli studenti, con attività con le scuole, attività sportive. Quindi 600.000 euro per lavori, ma altrettanti soldi saranno investiti per attività sociali e ricreative. Nel corso del 2018 verranno avviati 5 progetti in ambito sociale e culturale a sostegno del rilancio dell'area della Bissuola, che si svilupperanno intorno alla biblioteca specializzata in tematiche riguardanti gli adolescenti, i giovani e gli universitari, al centro internet P3 e agli altri spazi comuni. Lo scopo è anche tornare a impadronirsi di luoghi che nel tempo erano diventati terreno fertile per spacciatori e sbandati all'interno del parco. La sicurezza va di pari passo poi con la rianimazione sociale. Il lavoro dell'amministrazione sul fronte della sicurezza è evidente, non ci sono mai stati così tanti vigili schierati per la sicurezza, tuttavia alle volte non basta, vanno anche proposte delle attività, è quello che stiamo facendo al Bissuola ma anche da altre parti, ad esempio col bistrò in Piazzetta Olivotti in fondo a Via Piave e in altre attività, quindi repressione, sanzione e animazione sociale. Allora parliamo del Carnevale, mentre in centro storico a Venezia continua l'assalto dei turisti e quindi si possono vedere immagini come quelle che stiamo per vedere adesso, ormai consuete in questo periodo con la polizia locale che dirige il traffico lungo i ponti e le calli di Venezia. Domani è atteso lo svolo del leone, quindi l'esibizione di Renzo Rosso. Ecco, mentre continua l'assalto dei turisti e i vigili continuano a dirigere il traffico in centro storico, oggi è stato il turno dei carri di Carnevale a Marghera e non sono mancate le sorprese.
A sfilare in primo piano le buone notizie con il tema dell'autonomia del Veneto. E quindi la Serenissima ci sta benissimo, perché prossimamente andiamo verso il Friuli, quindi portiamo alta la bandiera. E poi le bad news, le cattive notizie con uno dei disastri di punta del nostro territorio, la catastrofe Banche Venete. Il carro si chiama Nonostante ciò rimaniamo a galla, noi italiani, perché nasciamo. E tra gli eventi tanto attesi del carnevale veneziano, tra stelle filanti, coriandoli, mascherine, balli e musica, come da tradizione tra le vie di Marghera, in scena nel pomeriggio la Gran Parata. Ma vai un po' fuori tempo, può essere, ma a carnevale ci sta tutto, no? Ben 14 carri mascherati in sfilamento, animati da figuranti vestiti a tema. C'è i dogi, ci sono i dedame, ci sono il ponte di Rialto. Carnevale in piena sicurezza. Proprio bello perché è pieno di allegria, una buonissima organizzazione, in sicurezza, ci sentiamo proprio coccolati da tutti. Parenti di Brugnaro? No. Sicura? Per ora no. Quante ore di prova per questo balletto? Di tutti quanti abbiamo incominciato ancora a novembre. Si trasportano pesciolini, siamo un pezzo di mare. Non si sa più che pesci prendere. Esatto, non sappiamo più che pesci pigliare. Salute, i soldi non contano se non c'è la salute. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Sarà una domenica in compagnia del bel tempo sul Triveneto, ci attende dunque una giornata all'insegna del sole sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio dell'11 febbraio. Sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse al mattino sulle pianure meridionali, ma rasserenerà presto. Ampio soleggiamento altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo, ma con locali foschie e nubi basse al mattino sul Pordenonese in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento sui restanti settori della nostra regione con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime tra 6 e 8 gradi, valori minimi tra -2 e -1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia molto la situazione rispetto ai giorni scorsi, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole un po' ovunque. Il cielo si presenterà poco nuvoloso ma con locali addensamenti sui settori alpini di confine. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, minime tra 1 e 2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.